Ormai tutto pronto per questo premio mascarpone. Sono indigeni di 2 anni, ben 12 al via. 1 Badoglio Luis, Enrico Bellei, 2 Besto P, Roberto Vecchione, 4 Benji, Gianni Targhetta, 4 Bella Capar, Sandro Capenti, 5 Boom Boom Jet, Marco Stefani, 6 Bresdei Greppi, Antonio Greppi. Seconda fila 7 Buffalo Wise S, Giorgio Cassani, 8 Baica dei Ronchi, Michele Castiglia, 9 Biscuit VL, Eric Bondo, 10 Bye Bye LR, Gennaro Mitrano, 11 Birba, Roberto Andreghetti, 12 Bruno Ska, Sandro Miraglia. Stacco della macchina, veloce il 2 di Best OP al pari di Benji. Il debuttante di Gianni Targhetta, rientra anche Badoglio Luis. Partito bene anche dalla seconda fila Buffalo Wise S, alla fine rimane davanti Badoglio Luis con in schiena Buffalo Wise S, all'esterno Best Numero OP. 3, Benji, 200 metri in squalificato. 15 e mezzo con in vantaggio il figlio di Conway Hall, la seconda posizione per Buffalo Wise S con all'esterno Best OP. Poi lungo la corda Brest dei Greppi, intanto arriviamo al paletto dei 400 in 37, sempre in vantaggio l'allievo di Enrico Bellei. Poi vediamo in seconda pariglia il numero 10 di Bye Bye LR con Gennaro Amitrano. Tanto Badoglio Luis arriva al paletto dei 600 metri in 46,4. Siamo al passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Badoglio Luis Numero su 11, Buffalo Wise Birba, S. squalificato. Poi Brest dei Greppi, all'esterno Besto P che precede Bye Bye LR, di fuori anche Bruno Ska. Quarto alla corda il 5 di Boom Boom Jet, il giro intanto va via in 1 e 2 scarsi con in vantaggio sempre Badoglio Luis su Buffalo Wise S, poi Brest dei Greppi, Besto P all'esterno. Passaggio al chilometro, passato dal figlio di Conway Oli, 1.17.6, allunga ancora l'allievo di Enrico Bellei, Buffalo Numero Wise ancora 9, nella sua Basquiat scia davanti VL, a Brest squalificato. dei Greppi, poi il 5 di Boom Boom Jet. Siamo a 400 metri dalla conclusione, in vantaggio Badoglio Luis, poi cerca di spostare al largo Bye Bye LR, ultima curva, Badoglio Luis ancora un paio di lunghezze di vantaggio sulla pariglia formata da Buffalo Wise S, Brest dei Greppi, poi Boom Boom Jet, ultima curva passata in 15,7, retta d'arrivo, Badoglio Luis, padrone della situazione, la lotta ormai solo per il secondo posto, Badoglio Luis viene a vincere nettamente e a regalare il doppio a Enrico Bellei, mentre per il secondo posto Brest dei Greppi precede Boom Boom Jet e forse Bye Bye LR. 1.17.2 la media al chilometro per Badoglio Luis, il treni di Gennaro Casillo, i colori del signor Onofrio Tortorici. La guida di Enrico Bellei al doppio in giornata, la quota al totalizzatore di 3,05.